Vince la Igor Gorgonzola Novara 3-0 al termine di un match in cui la formazione piemontese ha fatto valere sin da subito il proprio gioco, mentre la Banca Valsabbina Millennium Brescia, priva di centrali quest'oggi per la defezione dell'ultimo minuto di Botezat, ha messo in campo tutto quello che poteva mettere in una situazione di grande emergenza. Nei primi due parziali Bekis e compagne hanno cercato di rispondere colpo su colpo alla formazione novarese, mentre nel terzo set la Igor non ha lasciato spazio alle bresciane, che si sono dovute arrendere con un doppio 25-19 e con il 25-16 finale. L'MVP del match è Britt Herboz con 18 palloni messi a terra. Per Brescia non sono bastati gli 11 punti di Nicoletti e di 10 di Merritt Jasper Brescia, che è attesa dalla fondamentale trasferta di Perugia la prossima settimana con Novara, che affronterà in settimana nel recupero la Saugella Monza. Beh, secondo me è sicuramente una cosa importante, cioè di giocare ogni giorno a 200%, perché comunque il campionato italiano è quello più forte del mondo. Se si perde un attimo la testa si perde dei partiti, allora è una cosa importante. E poi vediamo cosa possiamo fare in campionato, nel Champions, perché comunque esattamente c'è Cogliano, una squadra fortissima, però ci proviamo.